L'11 settembre è anche la giornata della Catalogna, che negli ultimi 3 anni si è trasformata in una manifestazione di massa a favore del diritto a decidere e che quest'anno ha attirato ancora più persone. Davide Mattei ha chiesto a 3 esperti di spiegare questa mobilitazione e i possibili scenari futuri, visto che Madrid si oppone a un possibile referendum catalano che considera illegale. L'anno scorso fu una catena umana che attraversò tutta la Catalogna. Quest'anno è un enorme V nel centro di Barcellona per chiedere il voto. Quello che appare chiaro è che in pochi anni i catalani favorevoli all'indipendenza sono passati dal 20 al 50%. Ma cosa è successo? L'abbiamo chiesto a 3 esperti catalani. Per tutti loro, questo nuovo fervore scoppia chiaramente nel 2010, quando una sentenza frustra l'aspirazione ad avere più autonomia da Madrid. Tutto inizia quando fallisce la riforma dello Statuto d'autonomia, quella che è un po' la Costituzione della Catalogna, che aveva l'appoggio del 90% del Parlamento, ma che la Corte Costituzionale spagnola dichiara in parte illegale. Da lì nasce tutto. Secondo Marina Subirats si è poi sommato un fattore esterno alla politica che ha colpito anche le classi lavoratrici, spesso più vincolate alla Spagna: la recessione economica. In un momento di crisi così forte, le persone in difficoltà hanno bisogno di vedere una speranza, un'uscita, che i politici gli indichino una strada aperta verso il futuro. Così per me l'indipendentismo è diventata un po' un'utopia disponibile. Al nucleo duro di secessionisti si sono insomma sommati una parte di catalani frustrati dalla relazione con Madrid e molti cittadini lasciati senza futuro dalla crisi, speranzosi di più prosperità fuori dalla Spagna. Ed ora la Scozia potrebbe indicare la via con la prima secessione in un paese democratico. Se il processo scozzese arrivasse a creare un nuovo Stato, questa sarebbe una novità assoluta e proprio per questo avrebbe un impatto enorme sul processo catalano, che nel fondo ha molte similitudini. A differenza di Londra, però, Madrid ha detto che un referendum in Catalogna sarebbe illegale, mentre i secessionisti parlano di una consulta il prossimo 9 novembre. Cosa succederà allora? Mi previsione è che non avrà consulta. La consulta non si realizzerà perché la Corte Costituzionale la dichiarerà illegale, ma questo non farà scomparire la mobilitazione dei cittadini e bisognerà comunque trovare una formula di comune accordo per arrivare a una soluzione. Il governatore Artur Mas ha già parlato di elezioni anticipate con carattere plebiscitario. E arrivati a questo punto, Madrid offre qualcosa sul tavolo dei negoziati o la frustrazione catalana rischia di far volare i secessionisti, sia storici che dell'ultima ora, oltre il 50%.